everything changes. Lui su Severini, grande giocata su Severini, era Klaus Seferi ancora col mancino Seferi, un bacio al palo e il gol del 2-0 della Roma, calcio 8 quando siamo al 13° minuto di gioco. Totalmente insensatamente riversato nell'altra metà campo. Qui Volpi va a saltare, due uomini, altro sombrero di Volpi che si inventa un gol pazzesco, fa 4 palleggi, 3 sombreri, il pallonetto a Calcaro. Uno dei gol più belli dell'anno è di Federico Volpi, gol sbagliato, gol subito dopo il palo a porta vuota, una magia assoluta del numero. Sulla destra forse un fallo su Dastolfa, Anello, le finte di Anello, il movimento soprattutto di Fagioli che combatte con Balzani, la trattenuta di Balzani, ancora Fagioli, in area di rigore Fagioli! Un gol incredibile, Edoardo Fagioli si è fatto tutta la fascia, ha resistito a qualche carica e l'ha messa alle spalle di Proietti per il 3-1 della Venere. Proprio dopo il gol del pareggio della Venere in bikini, qui Fagioli aggancia un buon pallone, serve Bungura che prova a ridargliela, poi Bungura col piazzato, l'esterno destro di Bungura fa 2-1 e la Venere in bikini ribalta il risultato allo scadere del primo tempo. Riesce a mantenere il pallone in campo, ce la fa e serve anche Di Nardi. Poi Garofalo sfrutta il movimento del compagno Di Nardi, se ne va il numero 9, va con il mancino al diagonale ed il 3-1, esplode la felicità della panchina dell'Eurobet. 3-1 per i rosaneri, ma che bel gol del numero 9 Di Nardi.